Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. A voi non costa niente, ma per me è molto importante. Grazie. Il nome, Carceri, non deriva in questo caso da carcere, ma il toponimo deriva dagli insediamenti romani che, in questa zona, tenevano in vasti recinti il bestiame, oppure dalla parola carceres, che significa pozzo o luogo di raccolta dell'acqua. La costruzione del monastero di Santa Maria delle Carceri risale all'anno 1000 da parte dei monaci agostiniani che avviarono sul territorio un'imponente opera di bonifica. Nel 300 però, il susseguirsi di eventi negativi, come l'invasione di Cavallette, la peste e la guerra tra Scaligeri e Carraresi, segnarono la fine della vita nel monastero. Nel 1408 Papa Gregorio XII vi fece instaurare l'ordine dei Camaldolesi. Iniziò quindi il periodo di massimo splendore del monastero, che nel 1427 venne elevato al grado di abbazia. Nel 600, però, iniziò il periodo di declino. Un enorme incendio e le necessità economiche della Repubblica di Venezia, impegnata contro i turchi, portarono Papa Alessandro VIII a decretare la soppressione dell'abbazia. Venne venduta all'asta e i monaci furono cacciati. L'ex abbazia venne acquistata dalla famiglia bergamasca dei Carminati, che ne fece un'azienda agricola. Nel 1950 gli eredi dei conti Carminati cedettero l'ex abbazia alla parrocchia di Carceri, che grazie alla tutela di fondazioni ed enti pubblici, ne promosse il restauro. La chiesa più antica di cui si hanno notizie risale a prima del 1000 e fu presa in custodia dai canonici di Este. Di questa rimane solamente il battistero. Una data di riferimento è in un documento di Enrico III duca di Sassonia, figlio di Guelfo IV, che se ne dichiara protettore ed è il 1107, o 1117 per altri storici. Una di queste due date segna l'inizio di una lunga serie di donazioni successive fatte dai duchi di Este e anche dai vescovi di Padova e Verona, che arricchirono la piccola chiesa fino al punto di doverla ingrandire per le aumentate necessità sia religiose che secolari, come l'ospizio. Fu quindi sostituita da una nuova chiesa a 3 navate in stile romanico, consacrata nel 1189, costruita dai monaci agostiniani detti anche canonici portuensi, perché la loro origine era legata al porto di Ravenna, dove si erano costituiti in congregazione intorno a una chiesa costruita nel 1103 in onore di Maria per venerarne una immagine sacra. Detta Madonna Greca, lì ritrovata. La chiesa, fin dall'origine, ha avuto una funzione monastica, anche se rimane collocata esternamente ai chiostri, tanto da essere facilmente raggiungibile sia dai monaci che dai pellegrini. L'attuale chiesa, opera dei Camaldolesi, fu consacrata, nel 1686, da San Gregorio Barbarigo. La chiesa è costruita su pianta rettangolare con angoli smussati che rendono l'unica navata di forma ellissoidale. Entrando, le 3 cappelle di destra raffigurano l'altare di Sant'Isidoro, l'altare con la recente immagine della Madonna e l'altare con la pala della crocifissione, attribuita alla scuola di Guido Reni. Sul lato sinistro, si trovano gli altari di Santa Lucia con Sant'Antonio da Padova, l'altare di San Bellino vescovo di Padova e l'altare di San Romualdo, fondatore dell'ordine dei Camaldolesi. Percorsa la navata si accede ad una delle parti rimaste dopo gli incendi delle chiese precedenti, portuense e camaldolese, ora adibita a presbiterio. Nelle pareti laterali appaiono 2 lunette dipinte, sulla destra il trasporto della salma di San Teobaldo all'abbazia della Vangadizza e sulla sinistra quella del Buon Samaritano. Al di là del presbiterio troviamo il coro, è privo dei pregevoli stalli che, venduti nel periodo dei conti Carminati, si trovano, ora, nel Duomo di Chioggia e nel Palazzo Ducale di Venezia.
È l'unica torre d'angolo rimasta del chiostro romanico. Ora il locale è adibito a fonte battesimale con una bella vasca ottagonale al centro. Il battistero, con il presbiterio, il coro e una parte del campanile, appartiene ai resti salvati dall'incendio del 1242, al tempo degli Agostiniani, e restaurati con la chiesa a 3 navate. L'interno, con volta a crociera, conserva nelle 4 pareti degli affreschi che possono sembrare stilisticamente differenti, ma in realtà fanno tutti parte del periodo camaldolese. Di fronte all'entrata l'Annunciazione, sulla destra la Crocifissione, sulla sinistra lo splendore della Pentecoste, e sopra la porta d'ingresso si può ammirare la Resurrezione. Tutti gli affreschi sono collegati al centro della volta dove è rappresentato Dio Padre. Del chiostrino romanico, costruito dai primi padri agostiniani, rimane oggi un solo lato. Tuttavia, non è difficile immaginare che dovesse essere al tempo uno dei più belli del Veneto. È composto da 24 colonne in marmo rosso di Verona che sostengono altrettanti capitelli e archetti, formando così una struttura leggera e piacevole, ma robusta e solida abbastanza da sostenere la pesante parete in muratura. Al centro del chiostrino era posto un lavabo, al posto del quale ora vediamo una fontana dello stesso marmo rosso delle colonne. Adiacente al chiostrino vi è il chiostro rinascimentale edificato verso la metà del Cinquecento da Camaldolesi. È costruito in perfetto stile rinascimentale, con i grandi archi sostenuti da colonne toscane. Dalla solenne loggia, dotata di colonne a volute coniche, è possibile ammirare l'armonia di tutto l'insieme architettonico. In origine, il chiostro rinascimentale ospitava le aule di studio, di riposo e di sorveglianza. In mezzo al chiostro si trova il pozzo monumentale con lo stemma dei Camaldolesi, 2 colombe che si dissetano dallo stesso calice. Siedi nella tua cella come nel paradiso. Scordati del mondo e gettalo dietro le spalle. Fa attenzione ai tuoi pensieri, come un buon pescatore ai pesci. L'unica via per te si trova nei salmi. Non lasciarla mai. Se da poco sei venuto, e malgrado il tuo fervore non riesci a pregare come vorresti, cerca, ora qua ora là, di cantare i salmi nel cuore, e di capirli con la mente. Quando ti viene qualche distrazione, non smettere di leggere. Torna in fretta al testo e applica di nuovo l'intelligenza. Anzitutto, mettiti alla presenza di Dio con l'atteggiamento umile di chi sta davanti all'imperatore, svuotati di te stesso e siedi come una piccola creatura, contenta della grazia di Dio. Se come una madre Dio non te la donerà, non gusterai nulla, non avrai nulla da mangiare.